Buonasera a tutti e grazie per essere con noi per questa nuova chiacchierata di Nuova Pedagogia. Stasera la nostra ospite è niente poco di meno che Clara Scropetta. Lei è una doula che autrice di un libro diciamo importante per questo campo, che è Accanto alla madre, che è già uscito con Terra Nuove Edizioni, ma la versione diciamo aggiornata o comunque rivista sta per uscire prossimamente. Grazie Clara di aver accettato il nostro invito. Grazie a te e a voi per avermi invitata. Beh, il tuo è un tema nodale per la nuova pedagogia, perché per esempio noi siamo contrari a dire no, noi ci occupiamo solo dei bambini da 0 a 3 anni. Invece per la nuova pedagogia, secondo me, bisognerebbe occuparsene da prima che nascono fino ai 18 anni perlomeno. Poi vabbè, abbiamo anche la libera università, però per dire è assurdo non pensare in maniera globale all'educazione, perché non è che uno per esempio partorisce un bambino e non se ne occupa più, oppure no, io sono bravo solo dai 3 ai 6 anni, ma se sei un genitore, un educatore, devi essere capace di sostenere quella creatura a tempo, insomma, per un tempo molto più lungo di una fascia così breve. Allora, io, se tu sei d'accordo, partirei prima di tutto dallo specificare che cos'è la parola doula, perché non tutti conoscono questa figura prodigiosa. Dopodiché ti chiederò che ruolo avrà la doula nel mondo che verrà. Allora, la prima cosa è che quelle persone che non hanno ancora mai sentito doula, oppure hanno sentito questa parola, ma non sanno esattamente di che cosa si tratta. Beh, il fatto che si usi la parola doula è solo casuale. In ogni caso una parola dal greco antico che di fatto è stata proposta perché sarebbe, cioè si è detto che significava essere al servizio della madre, in realtà significa schiava in greco antico, però è una casualità, evidentemente una parola azzeccata perché davvero si è diffusa in pochi anni in tutto il mondo e non viene tradotta, viene usata in questa maniera qui. Quindi chi è la doula? La doula è una persona, generalmente parlando una donna, in linea di massima spesso è una donna che ha anche un'esperienza personale di maternità, ma questo non è indispensabile al 100%, e che si mette al servizio di altre donne nel primo periodo della vita. Ora, ci sono diverse declinazioni e accezioni, ovviamente la doula non è una figura sanitaria, assolutamente, è una donna che si mette a disposizione con le sue esperienza di vita e con la sua competenza, così in senso molto ampio, per proteggere il primo periodo della vita. Bello, molto Proteggerlo bello. in maniera da permettere, diciamo, facilitare che i processi previsti, quindi la fisiologia, possa mettersi in atto in questo periodo delicato, perché è il periodo della formazione della persona e quindi un periodo fondante, dove ciò che accade lascia un segno più grande. E visto che avevi detto quelle belle parole, naturalmente l'educazione inizia ben prima di nascere, Esatto. perché l'educazione è l'esposizione a delle esperienze e noi cominciamo a essere esposti alle esperienze nel momento stesso in cui siamo concepiti. Non solo, le esperienze a cui siamo esposti nel primo periodo della vita, fino a quel punto in cui siamo veramente umani con tutte le capacità umane al 100%, quindi fino a circa il terzo compleanno, quando cominciamo ad avere il primo ragionamento, è molto importante perché lascia un segno più grande delle esperienze con cui siamo confrontati dopo. E quindi è fondamentale, è esatto. Fondamentale. Infatti, vabbè, il nostro... È lì che si vede in che maniera possiamo esprimere il nostro potenziale e fino a che punto possiamo contare sulla nostra forza e le nostre risorse o fino a che punto siamo vulnerabili. E questo a 360 gradi, anche per quello che riguarda la salute fisica.
Esatto, esatto. Guarda, tutte le cose che dici sono assolutamente in linea con noi, che predichiamo che da 0 a 3 anni c'è la formazione proprio della struttura mentale ed emotiva del bambino, e che per esempio un nostro, diciamo, libro di riferimento è il Gravidanza consapevole di Bianca Bucal, per cui anche lei parla di prima della nascita come periodo fondamentale per insomma cioè la gravidanza, diciamo, l'inizia da prima che si sta incinte, perché è proprio tutto un momento della vita della donna e dell'uomo che va cercato, va preparato, eccetera, eccetera. Ma non è questo proprio il nostro argomento. Per cui, secondo te, questa figura fondamentale, che ruolo avrà nel mondo che verrà? Per quello che è il mio desiderio profondo, il mio sogno, il motivo per cui ho scritto un libro come Accanto alla madre, è che nel futuro non avrà assolutamente alcun ruolo. Non ce ne sarà più bisogno, perché sarà a tutti chiaro, sarà per tutti chiaro che la priorità di una comunità umana è quella di proteggere le nuove generazioni, è quella di permettere alle nuove generazioni di svilupparsi nella maniera migliore possibile. E quindi, se vogliamo, da un lato non ce ne sarà più bisogno, perché appunto i bisogni fondamentali di base della creatura e della madre, con cui, diciamo, la madre è un habitat naturale, no? Prima dentro il grembo e poi nelle braccia, almeno per il primo periodo, saranno una questione, tutti li conosceranno. E quindi c'è questa un po' contraddizione: da un lato non ce ne sarà più bisogno nei miei sogni, ma non è proprio che non ci sarà più bisogno, è che tutti saremo dule. Sì, Perché essere dula è un atteggiamento che di esatto. base è squisitamente umano, ovvero essere assolutamente in chiaro, conoscere a livello proprio, direi anche cellulare, ciò che è necessario alla nostra specie Sì, sì, per sì. poter fiorire, per poter fiorire. Sì, guarda, è inutile dirti che tutto quello che stai dicendo mi risuona totalmente, perché anche io dico la nuova pedagogia nel mondo che verrà non sarà più qualcosa di eccezionale, sarà la normalità, quindi non se ne dovrà neanche parlare, perché sarà il nuovo paradigma, ecco. Ma allora, se nel futuro non ce ne sarà bisogno, perché saremo tutti dule, ma oggi che cosa stai facendo per, in un certo senso, far sì che nel futuro non ce ne sia più bisogno? Cioè, nel presente, che cosa stai facendo per implementare questa visione? Faccio tutto quello che posso, usando tutte le risorse che in qualche maniera mi sono arrivate. Quindi, da un lato, mi offro come guardia del corpo singolarmente per le persone che me lo chiedono in quel periodo. Sono una guardia del corpo abbastanza, diciamo, solida. Sì, sì. Per cui questo vuol dire che nel momento in cui è in contatto con me è la cosa più probabile che una donna incinta rida di più e sia più serena, che arrivi anche a quel bel giorno in cui il travaglio inizia spontaneamente, senza particolari patemi d'animo, e che sia nelle condizioni compatibili con un parto che non sia reso eccessivamente difficoltoso, lungo e doloroso. E anche abbastanza probabile che avvii senza grosse problematiche, anzi nella gioia, l'allattamento, e che abbia in generale un'esperienza più, ma è lei che lo fa ovviamente, e semplicemente io mi adopero perché lei si trovi in un buon terreno. Bene. E questa è una cosa che è veramente molto importante al giorno d'oggi, perché non solo non c'è, veramente pochissime persone che sanno quali sono i bisogni fondamentali di madre e creatura all'inizio della vita, ma in più ci troviamo proprio in un momento di acme del controllo. Quindi io, per dirle in 2 parole, direi che anche osservando da 20 anni, veramente sta scomparendo la gravidanza fisiologica, stanno scomparendo le donne che sono sufficientemente serene in gravidanza, stanno scomparendo i travagli che si avviano spontaneamente. E ovviamente questo era già da prima di 20 anni
fa le donne che partoriscono senza necessità di interventi, parlo anche solo degli interventi più grossolani, quindi è il trattamento farmacologico oppure la chirurgia, veramente è una minoranza. È una minoranza del totale, e questa minoranza sta diventando sempre più piccola. Poi io naturalmente, visto che ho anche delle altre risorse, mi adopero per divulgare più che posso, divulgare più Brava. che... È per questo che sono qui stasera, Sì, divulgare parlandone, scrivendone, traducendo, organizzando eventi e certo. tutto quello che posso. È il Perché motivo per il quale anche che ti abbiamo invitato, perché le anche persone noi poi lo facciamo. Questo l'ho capito. Le persone con parole semplici capiscono abbastanza rapidamente, anche perché i concetti sono di una semplicità e quasi di una banalità inaudita. Però è successo così che nel corso dell'ultimo periodo storico, degli ultimi millenni, abbiamo dimenticato delle cose veramente banali, ma è possibile riscoprirle. Non è un Certo. problema, neanche nel 2022. Certo, noi per esempio nel nostro progetto pedagogico abbiamo il corso di gravidanza consapevole e consigliamo di partorire in casa, di prepararsi in un certo modo, proprio perché anche come dice Ivanov, no, anche il modo in cui noi nasciamo caratterizzerà poi tutto il futuro di noi adulti, no? Perché è comunque un imprinting, una nascita dolce rispetto a una nascita, diciamo, medicalizzata. Ecco, questo secondo me è importante. Va bene, e allora io senti, io chiaramente non ti conosco, ho avuto la fortuna insomma di scoprirti grazie a una carissima amica che è Laura e ti volevo chiedere, ma per essere questa persona così centrata, consapevole e guerriera, perché io così ti vedo, come una guerriera dell'amore, parlami un po' di se avevi già da bambina questo senso di avere una missione di salvare o comunque di aiutare bambini, donne, se eri già una bambina, insomma, sensibile a questi argomenti. Assolutamente sì, l'ho perfino aggiunto nell'ultima, mi sono presentata meglio nell'edizione rivista e aggiornata, così si possono capire meglio delle cose, ma direi non tanto salvare o aiutare, questo non era nei miei orizzonti, ma una sensibilità all'ingiustizia. Mm. Fin da piccolissima, cioè da quando mi posso ricordare, ho dei ricordi che sono antecedenti al mio quarto compleanno, qualcosina, e qualsiasi cosa che mi posso ricordare, molti episodi mi sono rimasti impressi e avevano a che vedere con un'ingiustizia di cui io sono dovuta essere stata testimone. Questo riguardavano varie cose, anche cose all'interno della mia famiglia, e ovviamente i miei genitori, come tutti i genitori, erano ben intenzionati, ma magari non avevano riflettuto su alcune cose, oppure non si erano soffermati per mettere in dubbio. Per esempio, a livello familiare era una cosa ricorrente quello che io ho un fratello più giovane di me, che il mio fratello più giovane di me, a lui venisse abbastanza ripetutamente sottolineato come io riuscissi in alcune cose e come lui dovesse prendere esempio da me. Ecco, a me come bambina questo non potevo dire a parole cos'era, però non andava né su né giù, per non parlare di quello che mi sono trovata a vivere a contatto con i miei compagni durante la scuola materna e poi in tutto il percorso scolastico, però fin da piccola. Quindi avevo e questo, no, il fulcro. Ovviamente sono andata avanti un sacco di tempo che non ero riuscita a mettere a fuoco di che cosa si trattava, ma mi è apparso chiaro nel momento in cui ho partorito la prima volta. Quella volta avevo 34 anni, mi sono abbandonata, e qua mi permetto di mettere un piccolo inciso perché tu hai usato delle belle parole e sono sicura che ciò che offrite ha valore. D'altra parte, nella mia esperienza, mi sono resa conto che essendo tutti questi dei processi involontari,
in realtà si preparano già da soli. La cosa più importante è creare un contesto di serenità, perché rispetto a quello che hai detto, prepararsi alla gravidanza consapevole, prepararsi al parto o eventuali idee. Io in quello che faccio cerco proprio quasi di liberare le persone, sono donne, delle volte sono anche gli uomini a fianco di queste donne, da idee che possono avere nella testa, e quindi del bisogno di qualcosa. E alcune idee sono dei forti condizionamenti, tipo quello che è necessaria la presenza di qualche persona, perché altrimenti una donna non riesce a partorire. E ce ne sono varie varianti di tutto questo. Altri condizionamenti sono che un bambino deve abituarsi a stare senza la sua mamma anche quando è molto piccolo, perché deve aspettare, sappiamo. Ma e anche la mia esperienza personale, io veramente delle volte ridendo mi chiedo: ma come ho fatto ad arrivare a quella cosa? Io mi sono abbandonata alla bellezza della gravidanza e senza saperne assolutamente nulla, semplicemente un bel giorno ho partorito. Bene. Assolutamente nulla. Bisogna dire che mi ha aiutato a 15 e poi a 30 anni dover prendere atto che, diciamo, come potremmo chiamarlo, l'atteggiamento, il comportamento dei medici può non essere all'altezza della loro professione. Quindi ero stata confrontata con due esperienze che mi hanno riguardato proprio di sana pianta, cioè nel mio corpo, una cisti ovarica dermoide a 15 anni e poi una brillante diagnosi di malformazione di una creatura che avevo nel grembo quando avevo 30. E queste due esperienze mi hanno fatto toccare con mano che bisogna stare un po' attenti, no? Delle volte ci sono dei comportamenti, degli atteggiamenti che ledono l'integrità della persona e la dignità della persona. È verissimo. Quindi questo mi ha un po' aiutato. Ovviamente lì, capisci, e qui chiudo, avendo toccato con mano, con l'acme dell'ossitocina a palla nell'immediato dopo nascita del mio primo figlio, in quel contesto meraviglioso, e quindi avendo toccato con il dito, no, le vette del cosmo, poi non sono più stata la stessa e mi è successo qualcosa di grandioso. Ho capito, ma carnalmente, alcune cose, per esempio il segreto della vita che sta nel pulsare dell'ossitocina, che ci fa sì che vogliamo vivere e fa sì che vogliamo contribuire alla vita, e anche che siamo parte e ci prendiamo cura. Noi come specie umana siamo una specie gregaria, quindi ci prendiamo cura non solo di noi stessi, ma anche della comunità in cui viviamo, no? Di ogni singolo membro della comunità in cui viviamo. È normale, è nella nostra natura. Però lì, e poi da lì si è aperto un mondo di cui non c'è stato ritorno, perché tra l'altro con quel flusso ormonale pauroso mi è stato relativamente semplice, anche se non ne sapevo nulla, avviare l'allattamento. Mi è stato semplice voler stare con mio figlio vicino. E poi da lì è stata una catena di eventi. Per esempio, mi è stato semplicissimo, banale, quasi scontato, dopo averlo visto crescere a delle condizioni giusto un po' migliori di quelle del solito, com'era a 5 anni, 6 anni, e come passava le sue giornate. Ma l'ultima cosa che ci è passata per la testa a me e a suo padre è di scriverlo in una prima elementare, perché era chiaro che era un sacrilegio farlo sedere al banco tutte quelle ore ogni giorno, che dovesse fare qualcosa che qualcuno gli dice di fare perché la deve fare. Sentivamo che non è strada, e così per la sequela. Guarda, è straordinario perché, ripeto, noi non ci conosciamo, ma le nostre vite praticamente combaciano, perché io posso dire che sono nata, anzi rinata, quando ho partorito a 40 anni la mia unica bambina, e sono andata a fare il parto in acqua e sono andata fino a un ospedale dove c'era questa famosa dottoressa che faceva fare tutto liberamente, senza nessun tipo di intervento, che Barbara Grandi dell'ospedale era Poggi Bonsi. E poi il mio lavoro consiste, perché una volta che mi sono in un certo senso decondizionata da tutte le paure che vengono messe alle donne sul partorire, eccetera, eccetera, perché quello veramente per me è stato un evento grandioso. Io cantavo mentre partorivo,
ok? Ho capito che la mia funzione di psicopedagogista era diffondere questo verbo decondizionante, perché se noi ci leviamo le paure, riusciamo veramente a ricontattare quello che noi veramente siamo, e cioè, secondo me, scintille divine in incarnazione. E allora diventiamo potenti, riusciamo a fare delle cose straordinarie che sembrano assurde, ma in realtà è soltanto perché ci è stato detto che invece no, si deve partorire per forza in ospedale, no, pipì, mentre invece non è così. Ecco, nella realtà è per quello che capisco cosa dici. Quando lo sperimenti nella carne, capisci che avrei potuto partorire nella mia vasca da bagno a casa, per esempio, con la semplice assistenza di donne competenti, per esempio. Però vabbè, O anche che stanno in cucina a bere una tisana, per sì, esempio. sì, sì, anche, Tu ti anche, sei chiusa a chiave magari nel bagno. esatto. Io Comunque voglio un mondo ricordare, veramente piccolo. Tu hai citato la Bianca Bucal. sì, Bianca la conoscevo personalmente, sono stata più volte a casa sua a Milano. Hai citato la Barbara Grandi, beh, sai che lei ha studiato a Trieste. sì, te lo volevo dire che avete in comune questa città. La conosco personalmente, ho vissuto anche in Toscana tanti anni, e così. E sai, in quel mondo che verrà, sarà talmente chiaro a tutti quali sono i bisogni fondamentali che una donna potrà tranquillamente, allegramente, se lo preferirà, andare a partorire in un ospedale di terzo livello, potrà andare al Careggi a Firenze, potrà andare al Burlo Garofalo di Trieste e non correrà nessun rischio perché tutti avranno capito, quindi lei potrà starsene tranquilla, avrà a sua disposizione una persona tranquilla se questo le servirà per sentirsi più al sicuro e sarà finito e nessuno si intrometterà con le sue, con le sue faccende e andrà tutto molto bene e si Sono d'accordo. scoprirà che abbiamo reso così difficile e che in realtà nella maggior parte dei casi, a parte casi eccezionali, al momento della nascita va tutto bene. Sì, sono d'accordo, ed è una Non c'è cosa bisogno di fare meravigliosa. quasi nulla, quindi un risparmio inaudito sulla spesa. Di energie di tutti i generi. Allora, io prima di salutarti voglio ricordare che sta per uscire nuovamente questa riedizione, rivista e corretta del tuo libro Accanto alla madre, che ha un sottotitolo, secondo me, che racchiude tutto quello che ci siamo dette finora, e cioè Essere Dula, un atto d'amore, edito da Terranuova Edizioni, anzi riedito dalla stessa casa editrice, che saluto perché è un gruppo di persone con le quali collaboro e di cui insomma anche io sono molto grata per il lavoro che fanno. Allora, cara Clara, cosa dirti? Felicissima di averti conosciuto, felicissima di averti potuto introdurre, diciamo, fra i nostri follower della nuova pedagogia, perché anche tu ne sei un po' l'incarnazione, e far vedere che esistono persone che già la mettono in atto, che non è solo una teoria, ma è una pratica, la nuova pedagogia. E il mio augurio è di poterti incontrare dal vivo prestissimo. Anche il mio, io ringrazio te e concluderei qui con il mio slogan celeberrimo ormai da anni: ossitocina tanta e pippole niente. Pippole, il brusio di sottofondo. Davvero. Allora, grazie Clara, grazie a voi che ci seguite e ci vediamo per una prossima conversazione. Arrivederci.